Incontro informale del sindaco di Firenze Matteo Renzi al Peperone Restaurant di San Giovanni Lupatotto con alcuni amministratori locali del Veneto. L'appuntamento è stato organizzato dal sindaco di San Giovanni Lupatotto Federico Vantini, che ha fatto gli onori di casa agli ospiti convenuti. Lo scopo dell'incontro era uno scambio di opinioni sul programma delle prossime primarie che interessano il Partito Democratico. Sindaco, allora è cominciata la corsa alla leadership del partito? No, ancora la corsa non è iniziata, inizierà il 13 settembre. Cercheremo di parlare dei problemi dell'Italia e delle soluzioni e non delle solite chiacchiere dei politici romani. È una richiesta solo di rinnovamento o è qualcosa di molto più profondo e radicale? I prossimi giorni spiegheranno nel dettaglio come il rinnovamento è la condizione per tornare a dare un futuro all'Italia. Non è semplicemente un levatevi che tocca a noi, ma è la condizione per poter fare la rivoluzione in questo paese. Nel suo intervento ha toccato diversi argomenti che interessano la vita quotidiana di molte persone, alle quali, secondo il sindaco di Firenze, la politica attuale non è in grado di dare delle risposte convincenti. Poi è iniziato uno scambio di considerazioni e domande da parte degli amministratori presenti, legate in particolar modo alle erogazioni statali che costringono i sindaci ad amministrare il territorio con fondi sempre più risicati. A telecamere spente abbiamo chiesto una battuta sull'attivazione dell'inceneritore di Cadelbue, al quale Renzi si è dimostrato contrario, considerando l'alta percentuale di raccolta differenziata nei comuni veronesi.